Un'escursione in montagna conclusa in tragedia nella prima giornata di sole dopo tanta pioggia. A perdere la vita Lucia Gallina, 75 anni, originaria di Cornuda, residente a Nervesa, era assieme al marito ed una coppia di amici. Il gruppo stava salendo al bivacco Lof lungo il sentiero dell'Arco a Cison di Valmarino. All'improvviso la donna è scivolata sul sentiero bagnato, ruzzolando per una quarantina di metri nella scarpata e fermandosi all'altezza di un albero all'inizio del bosco. A dare l'allarme il marito, mentre l'amica era rimasta all'altezza della forcella, circa 900 metri di quota. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso Emergenza. Con un vericello sono stati sbarcati il tecnico dell'elisoccorso e l'equipe sanitaria. Purtroppo al medico non è rimasto altro che constatare il decesso della donna dovuto ai traumi riportati nella caduta. Dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, la salma è stata recuperata e portata a valle. A Cison sono stati riaccompagnati dai soccorritori anche il marito e gli amici sotto shock per la tragedia. Sul posto, oltre al SUEM ed il soccorso alpino, sono intervenuti anche i carabinieri.